Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Allora, io vi avviso, sto scrivendo il video del pagellone di fine campionato, però ci sto mettendo un po' più del previsto, quindi lo sto ancora scrivendo, devo ancora fare tutte le grafiche, lo devo editare, lo devo pubblicare, non so quanto ci vorrà, però sappiate che è imminente più o meno il video del pagellone. Al momento siamo a domenica 26 maggio, ore 11:10. Io spero di farlo uscire entro mercoledì, però stiamo lì, ragazzi, deve uscire, deve uscire. Allora, detto che oggi è una giornata importante perché oggi si giocherà l'ultima giornata di campionato, o meglio, quella che interessa la zona retrocessione, quindi purtroppo oggi pomeriggio lavorerò, però appena stacco, vi giuro, corro a guardarmi questa lotta salvezza, senza sperare in realtà in qualcuno che si salvi o in qualcuno che retrocedi, perché l'importante è che noi ci siamo salvati e che non siamo in mezzo a questa bagarre terribile, perché è veramente terribile. E oggi volevo fare questa cosa. Così non è che io dico chissà che, però mi piacciono questi video un po' riflessivi in cui si chiacchiera, in cui si pensa, ok? Perché facendo il pagellone, e poi tra l'altro fatemi levare da qua il coso delle note perché sennò si vede tutto e vi spoilerate tutto, scrivendo i nomi dei giocatori di questa stagione a me mi è venuto un dubbio e ho detto ma noi mica ci abbiamo solo questi. Quindi con voi voglio andare a vedere su un transfer market i giocatori che il Cagliari ha dato in prestito per cercare di capire quali possono essere papabili anche per la prossima stagione, ammesso che ce ne siano. E per parlare in maniera molto più breve anche di quelli che in realtà anche attualmente sono in prestito al Cagliari e capire quelli che sono i più papabili. E in realtà sono molto sfiduciato perché non penso che nella mole di nomi che abbiamo dato in prestito ci possano essere più di 3-4 giocatori. Però magari mi sto sbagliando. Quindi io intanto mi metto qui, apriamo internet qua e ok. E andiamo qui. Ok. Ah, tra l'altro vedo che Castanos è accostato al Cagliari. Ok, ok. E andiamo a vedere. Rosa in prestito. Ho visto che c'era la sezione in prestito e quindi io sono molto molto curioso se mi fa il favore di caricare. Perfetto. Allora, modo del prestito. Ah, c'è pure internazionale, nazionale. Mettiamo esteso a tutti e due. Ah, l'ha messo in automatico. Ok, va bene. Allora, ci concentriamo brevemente su quelli che sono attualmente in prestito al Cagliari. E penso che qui ci sia poco da dire e potremmo più o meno essere quasi tutti d'accordo. Su Gaetano e Oristagno penso che saremo tutti d'accordo che sarebbe un enorme bene se rimanessero, niente, so dislessico, raga, se rimanessero a Cagliari. Molto più facile Oristagno, sebbene l'Inter comunque abbia la clausola di controriscatto, ma le famose voci di corridoio dicono che in realtà non sono interessati al ragazzo e che quindi andranno bene i 4 milioni che il Cagliari sborserà per lui. Su Gaetano la questione diventa molto più difficile perché comunque stiamo parlando di un Napoli che quest'anno ha deluso tantissimo. Credo accadrà una mini rivoluzione e Gaetano, napoletano, tifoso del Napoli,
vuoi che non possa essere partecipe di questa rivoluzione, quindi la sua permanenza a Cagliari secondo me è difficilissima se non addirittura impossibile. E mi dispiace perché è un grandissimo giocatore. Petagna penso che ritornerà in quel di Monza. Shomurodov fino a qualche giorno fa io vi avrei detto sinceramente se continua a giocare così me lo tengo, però poi tolto l'escursus con la Salernitana in cui i due gol che ha segnato c'è molto poco, c'è molta poca meritocrazia in realtà da parte dell'Uzbeko, perché in realtà sono due gol sostanzialmente regalati dalla difesa della Salernitana, in cui Shomurodov l'unica cosa che doveva fare era insaccare il pallone, e in una delle due occasioni la stava anche fallendo questa cosa, quindi. Però a livello prestazionale nelle ultime partite che l'ho visto ha deluso meno rispetto al girone d'andata. Però quello che ho visto a me sinceramente non basta per volerlo riscattare. Ecco, quindi può tornare tranquillamente alla Roma. E basta. Questo è quelli che avevamo noi in prestito. Se ne salvano due, il resto può tranquillamente tornare da dove è venuto. Ora andiamo a vedere quelli che noi abbiamo dato in prestito. E sono un pochino. Sono un pochino. Allora, partiamo con Marin. Tra l'altro io non riesco a capire, ma Marin non se l'era comprato a titolo definitivo l'Empoli? Oppure l'anno scorso che noi eravamo in B è andato in prestito all'Empoli, sempre con diritto di. Però vedi, inizio prestito luglio 2022, quindi il prestito era di 2 anni. Ok, ma prestito come? Con diritto di riscatto? Empoli, diritto di riscatto a 2 milioni di euro. Ok, quindi non hanno l'obbligo. All'Ajax spenta una percentuale del 10-15% sulla futura rivendita. E ok. Quindi il prestito era biennale e alla fine di quest'anno l'Empoli dovrà decidere se spendere 2 milioni di euro per riscattarlo, cosa che noi abbiamo speso 8-10 milioni di euro per prenderlo dall'Ajax. Vabbè, solo noi, solo noi. Comunque, se l'Empoli se lo vuole tenere, a noi ci fa un favore. Certo, me ce rode il culo che prendiamo soltanto 2 milioni di euro. Però la storia di Nandez ci insegna che tanto vale prendere 2 milioni di euro piuttosto che prenderne zero. Altare. Ecco, qui è una questione spinosa perché sinceramente. Ecco, stop. Niente, non mi scordo. Raga, mi scordo. Deve rompere i coglioni. Allora, gli metto il muto perché se no rompe i coglioni. Allora, ecco qua. Poi a palla stava il volume. Perfetto. Mutata. Altare è una questione importante su cui bisogna fare delle valutazioni attente perché io me lo riprenderei più che volentieri il Sor Giorgio, perché comunque con noi ha fatto bene, anche con il Venezia in Serie B ha fatto molto molto bene Altare. E al contrario di Lella, lui effettivamente me lo ricordavo, è in prestito, mentre Lella è andato al Venezia a titolo definitivo. Bisogna vedere come agirà il Cagliari per quanto riguarda la fase difensiva. Ci sono delle voci di corridoio che vedono comunque Dossena ricevere delle offerte importanti e quindi in caso di una partenza da parte di Alberto io sinceramente non vedrei altri nomi se non Altare. Penso che sia lui, perché comunque con noi ha fatto bene sia in A che in B. E io me lo andrei a riprendere solo in caso di partenza di Dossena. In caso Dossena rimanga, Altare comunque me lo andrei a prendere. Però
io non so quanta voglia abbia Altare di venire a Cagliari per fare il gregario di uno dei due centrali. Perché comunque Altare, scusate un attimo, ecco qua, lo vedo come un elemento che deve essere uno degli elementi principali della rosa, deve essere titolare, deve essere uno di quelli che stanno, come posso dire, niente, non mi vengono manche parole, che bel video, che bel video. Deve essere uno di quelli del gruppo principale della squadra, ecco, non ce lo vedo come uno di quelli che ti viene solo per giocare in Serie A ma da panchinaro. Faccio molta fatica a vedercelo, quindi per lui bisognerà fare molta molta attenzione. Rog, Rog, che vedevo di? A parte che Rog comunque fine prestito è gennaio 2025, quindi se ne parla nel calciomercato invernale. Ma anche qui, se ritorna a pieno ritmo, se ritorna il Rog che abbiamo imparato a conoscere e ad amare, senza infortuni, io me lo prenderei. Me lo riprenderei. Ho un debole per Rog, devo essere sincero. Me lo riprenderei. Veroli. Allora, quest'anno il Catanzaro ha fatto un qualcosa di clamoroso, che aveva cominciato già l'anno scorso vincendo a mani bassissime il girone C di Serie C, che penso sia quello più difficile. E anche quest'anno non è da meno, nonostante sia uscita con la Cremonese. Mi dispiace perché io avevo pronosticato Venezia-Catanzaro come finale playoff di Serie B, ma a quanto pare sarà Venezia-Cremonese. Mi dispiace perché comunque mi è simpatica il Catanzaro come squadra. Veroli io non l'ho seguito più di tanto, non so bene cosa abbia fatto. Qui vedo che comunque è stato convocato per 33 partite su 38, ne ha giocate 28. Comunque è un elemento che è stato dentro l'ambiente Catanzaro, quindi non è un pesce fuor d'acqua. Terzino sinistro, ha giocato 3 partite nei playoff, 28 in campionato, fornendo anche un assist, 6 ammonizioni, il 63% delle volte che ha giocato è partito da titolare. Tra l'altro c'è il diritto di riscatto e controriscatto a favore nostro e addirittura il Cagliari rispetta il 50% sulla sua futura rivendita. Cioè io non so che cazzo di trattative abbiamo fatto, ma il 50%? Boh, vabbè. Comunque, ehm, il Cagliari ha un contratto con lui fino al 2025, quindi l'anno prossimo lui andrà a scadenza. Io sinceramente farei esattamente questa cosa. Andrei a dare via Azzi e mi terrei Veroli. Perché comunque Azzi ho visto che è molto più adatto in realtà alla Serie B piuttosto che alla Serie A. Lui è giovane, sta facendo comunque mi sembra discretamente bene, quindi come alternativa ad Augello io me lo terrei. Pereiro non ce ne libereremo mai. Pereiro rimarrà a vita. A vita. Allora, Pereiro, la Ternana è retrocessa. Ha perso lo spareggio, il play out con il Bari. Pereiro era in prestito alla Ternana. Quando gli scade il contratto? Gli scade l'anno prossimo. Non credo che, che rimarrà a Terni per giocarsi la Serie C. E comunque non ha fatto male con la Ternana, eh. Non ha fatto per niente male. Ha segnato un gol a Bari. Deviato, però ha segnato un gol a Bari. E comunque nell'arco del campionato ha fatto 18 gol, 18 partite, 5 gol e 3 assist, partendo il 100% delle volte da titolare, quindi le ha giocate tutte nel girone di ritorno. Le ha giocate tutte, non ha giocato tutti i minuti, però ha giocato tutte le partite, partendo sempre da titolare. Quindi questo potrebbe essere positivo per cercare di creare un mercato attorno al giocatore. Perché abbiamo visto
che comunque a Cagliari non si trova bene, non si è mai integrato appieno, in un ambiente diverso ha dimostrato di poter essere in grado di giocare, quindi buon per lui e buon per noi se riesce a trovare un'altra meta. È chiaro come secondo me a Cagliari quest'anno lui non ci rimanga a meno di grandi stravolgimenti. Kurfalidis, io me lo terrei più che volentieri. Mi è piaciuto l'anno scorso in Serie B, quest'anno con la Feral Pisalò non ha fatto per niente male, ha trovato il gol anche per 3 volte. E il problema è che il nostro reparto di centrocampo io sinceramente lo vedo abbastanza completo. Però nel caso di cessione di determinati elementi, io Kurfalidis me lo riporterei volentieri a Cagliari. Non gli farei fare ovviamente il titolare subito in Serie A. Però incominciare a dargli un minutaggio in Serie A, fargli assaporare il campionato, fargli vedere com'è la Serie A rispetto alla Serie B, secondo me sarebbe una scelta più che logica, perché comunque ragazzi ha 21 anni e secondo me il talento ce l'ha. Prima o poi il salto lo deve fare. Lo deve fare, perché è inutile che si continui a dire i giovani devono giocare se sono bravi. Ehm, Prima gli va fatta fa gavetta e tutto quello. Sì, sono il primo a essere d'accordo. Però la patente per la macchina non la prendi incominciando a guidare la bicicletta. Non è che per prendere la patente della macchina prima ti fanno guidare la bicicletta. Te fanno guidare la macchina. Quindi facciamogli guidare questa cazzo di macchina ai giovani. Gli facciamo vedere come funziona. Poi vediamo se è per loro o non è per loro. Ma prima facciamogliela guidare. Perché se no sparare sentenze lascia il tempo che trova, diventa assolutamente inutile. Poi andiamo avanti perché siamo già a 17 minuti di video. Allora, Zallu, io sinceramente non so quanto conviene puntarci. Anche se effettivamente abbiamo bisogno di un altro terzino destro vista la partenza di Nandez, però non so se conviene puntarci. Contini rimarrà una delle mie più grandi, dei miei più grandi rimpianti, ma proprio dei più grandi. Cavuoti, non lo so, perché a questo punto io questi qua nemmeno li conto più. Non li conto proprio più. Per esempio, Prelec nel campionato austriaco ha fatto 32 presenze e 8 gol. Ma se io vedessi, cioè se io mi ricordo il Prelec della Serie B, ma rimanessi in Austria. Però i numeri ci dicono che comunque non ha fatto così male. Tra l'altro il suo valore è anche aumentato. È l'unico che possiede la freccetta in alto. Valore di mercato precedente 600.000. Non che sia aumentato più di tanto, però è pur sempre aumentato. Io, sinceramente, un altro anno in prestito glielo farei fare. Uno che porterei subito a casa madre è De Sogus, che l'anno in cui siamo retrocessi ha fatto un precampionato della Madonna, non ha praticamente mai giocato, mai. Quest'anno abbiamo deciso di mandarlo in Serie C. Così. Io, sinceramente, De Sogus me lo porterei nel Cagliari del prossimo anno. Ovviamente non come titolare, però come giocatore spacca partita in un momento in cui la difesa avversaria è stanca, secondo me De Socus ci potrebbe tranquillamente stare. Ciocci, per esempio, io me lo porterei. Io me lo riporterei, Ciocci, con tutto che mo è infortunato e ritorno sconosciuto. Con tutto che la Serie A non l'ha mai fatta, io farei la mossa audace di portarmelo come secondo portiere. Perché a me Radunovic tutta sta sicurezza, ve lo dico, non me la dà. Quindi io sta cosa la farei. Palomba, Travaglini. Palomba ormai ha messo le radici a Olbia. Travaglini comunque ha centrato i playoff con il Taranto, sebbene non abbia fatto granché, non è stato integrato più di tanto perché è stato convocato 17 volte, ma soltanto 2 volte è sceso in campo. Quindi non so che rendiconto mi possa dare questo dato. Già Boccia è diverso. Boccia ha 35 partite con il Novara, le ha giocate tutte e 35, addirittura segnato un gol,
Però il Novara, se non mi sbaglio, si sta lottando i playoff, i playout. Se io cerco Novara Serie C, se ce la faccia scrive. Classifica girone C. Sì, il Novara si sta giocando i playout con il Fiorenzuola. Non so se siano già finiti. Tra l'altro a Novara c'è il Gattuso di Lecce? Cioè di Como? Sì, sì, a Novara c'è il Gattuso di Como. Non la sapevo sta cosa. Comunque, Serie C. Andiamo a vedere un po' che cazzo ha combinato sto Novara, giusto per capire. Però qua Fiorenzuola. Ok, quindi il Novara si è salvata playout. Ha vinto il Novara 3-1 all'andata e 2-1 al ritorno. Perfetto. Quindi il Novara si è salvato. Non lo so. Mm, Boccia, se non mi sbaglio, non era nemmeno tanto alto in realtà come difensore centrale. No, vabbè, 1,82 ci sta, me lo ricordavo più basso. Quando l'avevo visto in primavera, sinceramente me lo ricordavo più basso. Anche lui con il Cagliari andrà a scadenza il prossimo anno. Sinceramente, non so che dire anche su di lui. Non so cosa conviene fare. Comunque, questo, ragazzi. Questi sono i giocatori. Secondo me qualche elemento c'è. Qualche elemento interessante c'è. Però bisognerà vedere tutto l'evolversi della situazione e cosa più importante, chi sarà l'allenatore della prossima stagione, da cui secondo me dipenderà molto di chi ritornerà a Cagliari o meno. E niente ragazzi, detto questo il video finisce qui, vi ricordo che il video del pagellone uscirà. Tra l'altro vi faccio questo piccolo spoiler. No, no, niente, il computer dice di no. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!